4 Bamia Alessandro Gocciadoro, 5 Barberry Lakshmi Federico Esposito. Alcune reduci dal Gran Premio di Padova. Molto qualitativa questa corsa per femmine di 3 anni. Vediamo lo stacco della macchina, parte piano Baby Spritz. È Bamia che prende il comando con Alessandro Gocciadoro davanti a Begonia Jet, mentre c'è l'errore di Burberry Lakshmi. Seconda terza Beautiful Call davanti a Baby Spritz, mentre Burberry Lakshmi cerca di rimettersi ma è rimasta molto indietro. Intanto 14,3 i primi 200 metri per la Maharaja di Alessandro Gocciadoro. Bamia, seconda posizione per Begonia Jet, un paio di lunghezze Beautiful Call, poi Baby Spritz, attardata Burberry Lakshmi. 29,2, ancora un 14,9 per la retta di là, posizioni ormai assestate, quartetto al comando. Bamia che mantiene il ritmo direi abbastanza sollecito, arriva ora al paletto di 600 metri in 44,4 con un 15,2 per la curva. Siamo al passaggio davanti alle tribune, a contatto è Begonia Jet, mentre un po' più indietro Beautiful Call con Baby Spritz, mentre ormai fuori corsa Burberry Lakshmi. Il giro in 59,2, ancora un 14,8, mantiene ritmo costante Alessandro Gocciadoro con Bamia, poi sempre Begonia Jet, mentre accenna a spostare al largo Baby Spritz con Andrea Farolfi che avanza al largo. Intanto la curva viene percorsa in 15,1 con sempre in vantaggio Bamia davanti a Begonia Jet. L'errore di Beautiful Call, mentre avanza ancora Baby Spritz. Retta di là passata in 14 secco con Bamia che allunga ancora, poi Begonia Jet che stenta a mantenere il ritmo, avanza Baby Spritz che cerca di completare il sorpasso per arrivare in seconda posizione. Bamia intanto va per proprio conto, percorre ancora l'ultima curva in 14, retta d'arrivo. Bamia nettamente padrona della situazione, mentre Baby Spritz ha la meglio per il secondo posto. Bamia viene a vincere nettamente. Arrivo ancora in 14,5, viene fuori la media di 1,12,7 per questa figlia di Maharaja che torna nettamente alla vittoria. Buon secondo per Baby Spritz davanti a Begonia Jet. Bamia che spazza via i dubbi dopo la prestazione di Padova e viene a vincere in gran bello stile. Rivediamo la figlia di Maharaja, Alessandro Gocciadoro, la guida il training e vince ad ottima media alla prima dell'Arcoveggio.